Le fiere del Rosario di San Donà di Piave sono tornate in grande stile, facendo il pienone di adulti e bambini, a godersi gli acquisti tra le bancarelle da una parte o i giri in giostra dall'altra, ma tutti con l'unico intento, quello di divertirsi, lasciandosi definitivamente alle spalle i brutti ricordi. Siamo felicissimi anche perché il tempo quest'anno è stato molto favorevole e direi che dopo i 2 anni di Covid ci stava decisamente. Vedo che siete in compagnia di bimbi, si stanno divertendo? Sì, moltissimo, abbiamo fatto tutte le giostre. Quindi ne volete fare ancora? Sì, molte. Si è tornati come una volta, dai, diciamo che la gente sta prendendo tutto come nella normalità degli anni scorsi, quando era tutto più tranquillo e sereno, insomma, diciamo che è tutto bene, dai. Il pubblico c'è stato nel weekend, oggi è l'ultimo giorno, però la gente si muove, ha molta voglia di andare in giostra. Voi genitori un po' meno che dovete correre dietro ai figli o vi divertite anche voi? No, ci divertiamo anche noi perché dobbiamo accompagnare i figli sulle giostre, quindi ci divertiamo un mondo. Sta andando molto bene, avendo avuto la possibilità di parlare sia con cittadini di tutte le età, ma anche con operatori, diciamo c'è grande soddisfazione, è proprio una festa della città. Sicuramente rispetto all'anno scorso c'è più, come dire, rilassatezza, c'è il desiderio di accumulare energia positiva, ottimismo in attesa di mesi che probabilmente non saranno proprio facili per tutti. Si riparte, speriamo che la guerra non porti a squilibri e quindi sì, però è molto positivo, è pieno di gente positiva che mangia e che beve e quindi benissimo. Una fiera sempre molto apprezzata che parla anche di tradizioni, come quelle enogastronomiche, grazie ai tanti stand allestiti in città. Questo è lo stand dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, penso forse lo stand più antico, quello delle fiere di San Donà, perché è ben dal 1959 che viene organizzato. Era partito come il baraccon dei bersaglieri organizzato dai nostri vecchi, dai vecchi bersaglieri di San Donà. Come potete vedere le cose sono cambiate perché oggi è uno stand fornitissimo e come potete vedere anche dalle lunghe code è sempre apprezzatissimo. Tanta la gente arrivata nel San Donatese che ha potuto godere di un clima di tranquillità grazie anche al presidio di una folta schiera di volontari, dagli steward alla Croce Rossa, passando per oltre il centinaio di agenti di polizia locale provenienti dal territorio e coordinati dal comandante Paolo Carestiato. Le sanzioni per fortuna sono poche, abbiamo qualche venditore abusivo e qualche plateatico fuori norma, ma nel complesso questa 3 giorni si è dimostrata tranquilla, sicura nonostante la forte affluenza di visitatori. Il weekend e soprattutto il lunedì delle fiere però parla una sola lingua, quella del divertimento, dedicato soprattutto ai più piccoli che possono passare qualche gioioso momento prima del rientro a scuola. Che giostre avete fatto oggi? Abbiamo fatto la casa stregata con le dove che ci sono le poste. Paurosa? Un po', perché abbiamo gridato come matte. Vi state divertendo in queste fiere? Sì, però peccato che domani c'è scuola.